Per Roberto Albergoni, presidente della Fondazione Agrigento 2025, bisogna offrire al mondo una nuova visione di futuro. Intanto, aggiungiamo noi, si dovrà essere capaci di offrire una visione del presente, con la città in grado di voltare finalmente e seriamente pagina, coniugando qualità della vita e amore per il bene comune. Agrigento ha le potenzialità, lo hanno detto e ribadito tutti. Ora bisogna mettersi al lavoro arrecando i benefici che la gente si aspetta, cominciando ad esempio con la manutenzione di tutte le strade. Si poteva evitare anche la polemica sulle strade asfaltate per la venuta del Presidente, perché il Comune sa quanto lavoro c'è da fare sotto questo aspetto, dal centro alla periferia, quella periferia che il Presidente della Repubblica ha citato nel suo discorso. La periferia, un luogo dimenticato, come i quartieri di Agrigento. L'augurio è che davvero in questo anno possa prevalere il buonsenso, senza più occasioni che danno adito alle mortificazioni. La satira, tutto sommato, ci può stare, il resto, direbbe qualcuno, è spazzatura. La stampa nazionale in questi giorni non sta facendo altro che esporre alla derisione l'intera comunità agrigentina e così si finisce per prestare il fianco a chi non è la prima volta che riporta autentiche falsità, come il concerto del volo con i cappotti o le case attaccate ai templi. I giornali ed emittenti nazionali si sono scatenati, trovando ancora una volta, purtroppo dalle nostre parti, un terreno assai fertile.